Presidente, vittoria sofferta ma alla fine fondamentale per tenere il passo della capolista Cerignola della SEAP Dalle Cardillo Aragona. Sì, questa squadra vince ma non convince, come ho sempre detto. Purtroppo non è l'atteggiamento giusto di una squadra che deve stare ai vertici della classifica e poi con un progetto di vincere il campionato. Purtroppo lo sport è bello per questo, perché ci sono questi alti e bassi. Vediamo in settimana di registrare qualcosa, ma se questa è la SEAP Dalle Cardillo, purtroppo devo ammettere che non può andare lontano, perché ora ogni partita che si fa avanti e da qua in avanti sarà sempre una battaglia. Sono state brave che hanno ripreso la partita che si era messa male, perdevamo 2-7-1. Il cambio che ha fatto l'allenatore, che ha messo fuori l'Aricò e ha cambiato i ruoli, alla Composto, alla Faccendola, hanno cambiato il volto di questa partita. Ecco, la chiave di questa partita è stata proprio questo cambio che c'è stato, però ho visto una squadra che stenta a decollare, ha un motore troppo lento e non è bello quello che ho visto e che abbiamo fatto vedere tramite la diretta ai nostri tifosi. Mi auguro che capiscano che non è l'atteggiamento giusto per il proseguo, vedremo. Sono molto amareggiato anche se abbiamo vinto. Coach Luca Secchi, vittoria sofferta ma alla fine meritata per la SEAP Dalle Cardillo Aragona. Sì, sofferta per molti meriti dell'avversario, che nei primi 3 set ha veramente difeso e improvvisato di tutto e di più in mezzo al campo, quindi molto brave loro, e questo ci ha fatto perdere lucidità, ci ha fatto perdere anche un po' il pallino del gioco, nel senso che abbiamo faticato moltissimo a mettere la palla per terra, a trovare delle soluzioni accettabili. Hanno ottenuto un alto livello di battuta e questo ci ha creato ulteriori problemi. Però brave anche a interpretare bene il secondo set, a interpretare molto bene il quarto e il tie break finale, indipendentemente da chi è stato in campo e chi no. Ci spieghi le tue mosse tattiche, composto da opposto, Baruffi in regia, facendola al centro? Sì, secondo me avevamo bisogno di qualcosa, semplicemente di qualcosa di diverso. Mi ha dato l'idea che in alcuni tratti della partita stessimo facendo un po' troppo gli spettatori invece che i giocatori. Siccome non abbiamo pagato il biglietto per guardarla la partita, era bene giocarla un po' diversamente. Ho sperato che cambiando qualcosa, insomma, riuscissimo a trovare delle soluzioni alternative a quelle più standard, che evidentemente erano preda di un'attenta soluzione muro-difesa dell'avversario. In quest'altro modo abbiamo semplicemente creato qualcosa di diverso dal solito. Quanto è importante questa vittoria? Tutte le vittorie sono importanti, perché poi alla fine del campionato si contano una dietro l'altra. Io fatico a pensare come la squadra di oggi, la squadra di Santeria di oggi abbia una classifica così bassa, perché ha fatto veramente una partita molto molto importante e perciò alla fine bisogna anche essere in qualche modo perlomeno contenti di essere riusciti a passare indenni, essere riusciti a vincere. Detto questo, mi dispiace alla fine dei conti non tanto per il punto perso, quanto perché, come ho detto prima, a tratti non mi è piaciuto moltissimo l'atteggiamento che abbiamo tenuto, compensato poi invece da momenti di ottima pallavolo. È stata una partita tosta, ma comunque ce l'immaginavamo, anche perché sappiamo che contro di noi tutti quanti danno il massimo e lottano fino alla fine. Sapevamo che sarebbe stata tanto difficile, soprattutto in ricezione per noi, perché loro hanno una battuta veramente di altissimo livello, e così è stato. Grazie a Dio siamo riuscite a uscire da sotto il treno e a prenderci 2 punti. Cos'è mancato soprattutto nel primo set? Poi nel finale hai giocato anche da opposto.
Sì, vabbè, lì uno le prova tutte alla fine, provi a cambiare un po' anche per togliere magari punti di riferimento all'avversario, rimescolare un po' le carte. D'altronde noi la partita loro l'avevamo studiata in un altro modo, con gli attaccanti messi diversamente, loro hanno spostato quella che doveva essere in due, eccetera, quindi anche lì uno magari destabilizza un attimo.